La pista dei veleni in paese sta soppiantando l'ipotesi della matrice mafiosa dietro l'attentato incendiario alla casa di Adriano Cappellari, giornalista di Enego, avvenuta sabato sera. Quest'ultima era stata la prima traccia seguita, visto il legame che il giovane cronista ha con Don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra che tra l'altro giovedì sera sarà a Bassano. E letta la lettera minatoria arrivata contestualmente all'esplosione delle bombole di gas davanti al cancello, in cui venivano nominati, oltre a Cappellari, anche la premier Meloni e appunto Don Maurizio. Tra l'altro Cappellari era già stato raggiunto da altre lettere minatorie apparentemente legate al suo lavoro per il quotidiano online altopianese. Io ho escluso già da novembre, da quando sono arrivate le prime minacce, che fosse qualcosa legato alla mafia, perché io non ho mai trattato argomenti mafiosi, salvo fare un articolo di solidarietà a Don Maurizio, ma non è che lì avevo parlato di mafia, nel senso di scoprire qualcosa di segreto. La minaccia fa proprio riferimento che io devo smettere di scrivere per un giornale in particolare, il giornale altopiano, che gira solo in 7 comuni, quindi è qualcosa di per forza interno, che non riesco a collegare assolutamente. C'è da aver paura. Sabato quando son sceso sì, la paura c'era. Adesso comunque bisogna reagire a queste cose perché se io di sicuro non mi fermo, vado avanti a scrivere, ho già ripreso assolutamente coi miei articoli, quindi si va avanti assolutamente. C'è questa persona comunque che ce l'ha con me e spero che venga insomma presa il prima possibile perché comunque non c'è quella tranquillità lì che c'è nella vita normale. Così come esclude qualsiasi legame con la vicenda approdata a Report legata a manovre poco chiare che avrebbe compiuto l'ex sindaco Boscardin. Quella storia lì sì, ha creato clamore giustamente, anche perché l'argomento era di mio interesse, Certo. però escludo io il coinvolgimento di questi amministratori, anche perché conosco e escludo che loro abbiano fatto questa cosa. Enego, paese di veleni e misteri, e la mente non può non correre a quel tragico 17 novembre 2005, quando nella loro abitazione vennero massacrati due anziani coniugi Miola, un delitto rimasto a oggi impunito. E faccio fatica personalmente a dire può essere una persona piuttosto di un'altra, io non mi capacito, lo stesso non si è capacitati appunto anche la volta di Miola, quindi misteri insomma, ecco. Misteri che i carabinieri stanno cercando di risolvere, a cominciare dalla visione delle immagini delle telecamere della videosorveglianza che riprende l'inquietante soggetto che sabato sera si è avvicinato alla casa di Cappellari e ha appiccato il fuoco.